La crociera come viaggio o come esperienza la conosciamo bene o male tutti. È di fatto una nave che solca i mari, che siano quelli del Mediterraneo o meno. Quello che però stiamo scoprendo è che anche una crociera può essere molto di più, diventando una vera e propria arca che conservi ed esporti, che trasporti ed accolga, come accade con la musica, arte e cultura napoletana nel viaggio che ormai da 16 anni bis, perché un po' di scaramanzia non guasta mai, la Scoop Travel organizza per centinaia e centinaia di viaggiatori che vi hanno preso parte. Ma la storia di questa crociera fonda le radici in un periodo complesso per la nostra terra. Le idee vengono quando ci sono i momenti brutti. Come ho già detto, 17 anni fa Napoli ha attraversato uno dei momenti più brutti della sua esistenza, momenti che ci trasciniamo ancora oggi, ci prendono ancora in giro per questo fatto. E quindi dissi no, Napoli non è questa, bisogna comunicarla in modo diverso per far capire bene le grandi attrattive della nostra città. E Napoli è la città capitale mondiale, oserei dire, della musica, dell'arte e della cultura, perché non abbiamo nulla da invidiare a nessun'altra città del mondo e quindi ci dobbiamo fregiare e anzi no, riappropriare di questo titolo proprio di Napoli capitale mondiale della musica. La Scoop Travel è una famiglia nel vero senso della parola, dallo staff a quella che si va a creare tra i viaggiatori da 17 anni a questa parte. Appena Francesco ha avuto quest'idea, ovviamente noi dietro con un forte entusiasmo e voglia di fare ci abbiamo creduto fin dall'inizio e continueremo a crederci e soprattutto faremo sempre meglio affinché possiamo avere grossi risultati, ma soprattutto portare avanti la cultura, l'arte e soprattutto la musica napoletana, che è quella che ci dà orgoglio in tutto il mondo. Fabiana, Alessia e Sabrina Spinosa le stiamo conoscendo nel nostro viaggio, nelle nostre pillole di questa crociera. Loro sono cresciute insieme alla crociera della musica, arte e cultura napoletana. Di fatto la loro vita è stata scandita da questo momento di unione, ma soprattutto di amore viscerale per la propria terra. La cosa bella di questo progetto, che ho letteralmente visto prima come idea, poi l'ho visto nascere e poi partorire e continuare a vivere di vita propria, la cosa bella è vedere le relazioni umane che crea questo progetto, in quanto appunto c'è un'idea, si chiama un artista, guarda io sto pensando a questa cosa, e quindi vedere come gli artisti abbraccino tutti alla fine per passione, per amore questo bellissimo viaggio, quindi vedere come tanti artisti, tutti diversi, tutti con un background diverso, di età diverse, alla fine lottare, tra virgolette, passatemi il termine, tutti per amore e per passione per la musica napoletana, per la cultura napoletana, ma soprattutto per Napoli, perché siamo tutti innamorati di Napoli. Un viaggio che ora abbiamo scoperto da dove salpa, volendo rimanere sempre con i termini nell'ambito di una crociera, ma appunto è solo salpato, mica è già arrivato in porto. Ed allora continuate a seguirci perché siamo solo all'inizio.